Buongiorno Giusti, ciao ragazzi, sono molto emozionata oggi perché siamo sul passo di Monte Croce Carnico, sul confine tra Austria e Italia. Oggi andiamo a vedere una cosa bellissima. Sono 5 o 6 anni che voglio tornare qua su. Andiamo a vedere il Pal Piccolo col suo bellissimo museo a cielo aperto, dove ci saranno un sacco di trincee, tunnel, caverne, tutte cose che noi abbiamo paura di esplorare e non credo che le esploreremo anche se ho portato la torcia gigante. Partiamo subito, sentiero CAI 401. Sai che ho un sospetto? Qual è il sospetto? Questo. Però si può arrivare anche dal 434, che è oltre alla pala eolica. Quindi potrebbe esserci un cambio di programma, chi lo sa, ok, va bene. Vediamo se va tutto in niente. Dopo la pala vuol dire che bisogna prendere la macchina. Dopo la palla, dopo il confine, andiamo in avanscoperta. Sono enormi queste pale. Sì, Kleiner Pal. Bene, partiamo. Abbiamo trovato la partenza. La partenza alternativa. La partenza al alternativa. 401. Al 401 super bloccato. Si iniziano già a vedere i primi resti. Vado subito a vederli. Allora, qui abbiamo del filo spinato, tantissimo, e lì una delle prime trincee. Anche un po' di polare integratori. Postazione. Fantastico. Da qui gli austriaci controllavano il confine. Di qua è Austria. Ok, è un'ora che camminiamo, abbiamo fatto solo 1,5 km e 300 metri di dislivello. C'è bisogno di bere, il sentiero tira su a gradoni tutto il tempo. Io non so se dobbiamo arrivare lassù, non lassù dove c'è il sole, un po' più sotto qua. Ci manca ancora un po' di strada, un bel po' di strada. Sì, quella è la meta? Credo proprio di sì. Ok, allora. Via, andiamo. Abbiamo deciso di fermarci in questo piccolo spot dove c'è una bella vista. Io non so perché l'erba dell'Austria sembra sempre più verde. Si sta benissimo. Là su, non so se vedete, ci sono 2 buchi. Là. Sono 2 caverne, sicuro. Se posso entrarci, ci entro sicuro. Rinfrescati, sì. Ah, ok, qui non c'è niente da vedere. È solo un buco che arriva lì. Galleria, finestra, postazione di controllo. Là sopra un'altra galleria. Thanos, che vuole andare a vedere quelle 2 grotte che vi ho fatto vedere prima. Ok, vediamo. Ah,
Non c'è niente. Ah sì, si va per di là. Vedi qua. Là c'è una postazione di vedetta con una finestra, mentre invece nell'altra caverna non riesco ad entrare perché qua è tutto sdrucciolevole e lì si scivola molto e io non voglio andare di là. Quindi quella è una bella caverna e resta una bella caverna inesplorata. Già salire qua è stata una rottura di scatole. Ora scendo un po' di culo da lì, da qualche parte. Certo, da qua potevano controllare tutto. Bene, buon per loro. Ci siamo quasi. Sono armata. Vediamo che cosa ci dice questa galleria. Fermo dove sei tu. Intanto devo vedere se sono ragni e giganti. Ah, è finita? Ok. Ci siamo terrorizzati per niente, Tato. Piccolissima. Destra o sinistra? Destra. È enorme questa. È molto più grande. E finisce lì. Ok. Ah, c'è un'altra nicchia. Ho sempre un sacco di paura ad entrare. Poi alla fine non c'è da avere così tanta paura. Ok, allora dobbiamo affrontare le scale. Ci mancava anche il cane che deve passare prima di me. Vedi come si armavano una volta, come si armava il cemento. Ah, esce dall'altra parte questa? Ah, siamo sotto.
posto per mangiare, brava. Se si fa il 401 che volevamo inizialmente fare, si arriva da là, dalla parte opposta. Si sale così e si arriva da là. Mentre invece noi siamo arrivati da quest'altra Noi parte. abbiamo fatto il sentiero austriaco. Uno spot pranzo perfetto. Vero? Quella sarà una grande birra. È ancora fresca. Beh, certo. Che tedesca! Popolo freddo! Ah. Vediamo se... Sempre, eh? Proprio tedesca. Mangiato, dronato. Facciamo un altro giro esplorativo e poi vediamo di affrontare la discesa. Andiamo, esploratore pazzo. Oh! Lotta! Abbiamo trovato un'altra galleria da poter esplorare. Ok. È finita. È finita. Vabbè, niente. Ehi, marmottine. Dove siete? Deposito munizioni. Qua c'è un posto di vedetta. E qua c'è una caverna per mitragliatrice. E da qua mitragliavano. Ah, guarda che ci sono i nomi. Mi serve la luce. Ah, ok. Sono un buco. Ah,
Ah, forse lì è dove attaccavano la mitragliatrice. Un ottimo posto dove andare a bere. Che aria fredda che arriva da qua. Ah ah, ah ah. Postazione doppia per lanciamine. Quindi questa è una postazione. E qui ce n'è un'altra. Caverna ricovero per munizioni e serventi. Però ha anche un'uscita. Andiamo subito a vedere. Occhio, non scivolare. C'è di tutto qua, anche delle scale interne. È aperto, vuoi venire? Dai, non avere paura. Vieni. Guarda che paura che abbiamo tutti. Tutti e due, va bene. Dove metto i piedi? Qua. Ah, ma non c'è. Ah, collega l'altro buco dove non sono voluta entrare. E c'è di qua. C'è un'altra. Sono le scale che salgono e che salgono e che salgono. C'è tutta una serpentina di grotte che vanno là dietro. Ma è una caverna gigante questa. Ah, ok. E là ci sono altre postazioni. Forte. Allora, ci verrei mai se non avessi la luce? Col cavolo. Qui c'è un altro deposito. Qua c'è un'uscita. Oh. Aiuto. Non era facile essere militari, eh? Ok. Cioè, no. So che non era facile essere militari, però dico, un po' più alte le gallerie le potevano fare, no? Ok. No. Ouch. Ok. Ho ritrovato l'aria. Di qua? Di qua? E qua ci sono i tiratori scelti. Ah, ok. Oh, mentre invece di qua c'è un'altra postazione per lanciamine. C'è di nuovo un cunicolo strettissimo. È un'avventura continua questo posto, per quello mi piace. È l'altra parte della collina. Dei poveri soldati costretti a vivere su queste montagne, in queste gallerie, in queste trincee, in questo paesaggio così aspro, umido, freddo d'inverno, veramente inospitale. Per quanto possa essere bellissimo visto con gli occhi di oggi, bellissimo nel senso di interessante. Pensate a quanti uomini sono morti su questo fronte. Noi siamo su quello austriaco,
di là c'è quello italiano, ok? Siamo a pochissimi metri, cioè non sono neanche centinaia di metri, sono veramente pochissimi metri e si ammazzavano qua sopra per conquistare quanto in realtà? Una follia, una follia. In tempo di pace vivere in montagna è sicuramente una figata, ma in tempo di guerra deve essere stato un disastro. Questa è la variante per gli esperti e noi non abbiamo portato il caschetto. Non siamo neanche esperti. Non siamo neanche esperte e abbiamo Thanos, quindi C'è il sentiero facile. ok. Ok. Brutto, brutto, brutto qua, brutto. Guardarla da sotto anche questa scala fa paura, quando in realtà è una monata. Su Thanos. Bravo. Parte ovunque, Questo cartello ci dice che questa è un'antica cucina ad un solo piano. La caverna adibita a magazzino, ora raggiungibile dal primo piano, che forse sarà quella. O quella. Doppia caverna per circa 20 uomini. Là un'altra e là sopra sicuramente un'altra postazione. Sì, sì. Austriaca per osservatori, diametro 1,25, peso 500 kg. Vista verso la postazione italiana più avanzata, detta anche trincerone. Sulla cupola blindata col cacchio. È lassù, no? Sì. Quella si va su per queste scalette. Vieni. Ah, tu hai fatto il giro. Ok. Qua è scavato perché in realtà si prendevano anche loro, se no. Ah, questa fa il giro e esce dall'altra parte, dove è uscito Tato, insomma. Guardate quella trincea là. Anzi, postazione forse. Qui volevo arrivare. Ok, ci siamo. Guarda la cupola. Perché fare una cupola solo per osservare di 500 kg? Perché così se ti sparano sei protetto. Più leggera non la facevano, vero? Adesso andiamo a vedere quelle trincee lì e poi direi che possiamo tornare. Ma questa è linea italiana? Quindi vuol dire che lì c'era l'austro-ungarico.
italianico. Quanti passi abbiamo fatto? Prima, quando vi dicevo che le persone si ammazzavano a pochi metri, è esattamente così, perché lì, Austria, qui la prima linea italiana, quindi da qui a lì 50 metri, se sto dicendo proprio un'esagerazione. Di questi vari saliscendi che abbiamo fatto dentro, fuori, grotte, trincee, per arrivare da di là a di qua, abbiamo fatto 3,5 km e 600 metri di dislivello. Adesso che abbiamo praticamente visitato tutto il sito, e calcolate che il museo a cielo aperto del Palpiccolo è uno tra i più belli e meglio conservati come reperto della prima guerra mondiale, ed è effettivamente molto ben conservato. Adesso si ritorna indietro. Abbiamo esplorato e straesplorato, non abbiamo visto tutte le gallerie perché se no dobbiamo stare qua 6 giorni. Dove? Ah, eccola. Bisognerà entrarci. Qui è franato tutto. Ok. Questa è la nostra direzione e poi giù di là. Vai. Hoppa! Italia! Hop. Il passo di Montecroce Carnico è un passo importantissimo da cui si può anche andare al Rifugio Marinelli. Tra andata e ritorno al Rifugio Marinelli sono 22 km, ma un giorno vi porteremo anche al Marinelli tramite quel sentiero. Arrivate! Che freddo che fa sul passo! Cavolo, c'è un'aria terribile, ma d'altra parte non ci sarebbero le pale eoliche se non ci fosse il vento. Puoi per favore dirmi quanto abbiamo fatto? Abbiamo fatto 5 km e 7 con 620 metri di dislivello circa. Tutto questo in 4 ore e 40, ma con la calma di esplorare, ovviamente. Ma molto, no? Di esplorare. Se vieni in un posto del genere devi esplorare. Assolutamente. È La inutile. discesa l'abbiamo fatta in un'oretta. Sì, il cartello scriveva 1 ora e 3/4 e noi siamo arrivate su praticamente in 1 ora e 3/4, mezzogiorno e mezzo, ed eravamo arrivate. Vi auguriamo una buonissima giornata, ragazzi. Se avete visto questo video vi ringraziamo tantissimo per averlo fatto. Spero che soprattutto le immagini dal drone vi abbiano dato un po' la prospettiva della vastità di queste trincee, di questo posto incredibile su cui si è combattuta una guerra incredibile. Ciao ragazzi!